Uno dei modi per capire come sta cambiando il paese e quindi come cambia la società è capire come stanno mutando le nostre abitudini alimentari in tempo di crisi economica. La crisi e l'aumento dei prezzi hanno causato la nascita di un'autentica scienza della spesa che ha cambiato radicalmente le scelte d'acquisto, colpendo soprattutto il settore alimentare. La gente va a caccia delle offerte più convenienti proposte dai supermercati, che cercano di invogliare i clienti all'acquisto con promozioni sui prodotti di prima necessità. Stamane ci siamo recati in uno dei tanti supermercati di Agrigento per chiedere agli agrigentini come la crisi abbia cambiato la loro spesa ed a cosa rinuncino maggiormente. Come cambia la spesa ai tempi della crisi? Chiaramente in peggio. A cosa si rinuncia di più? Ma diciamo, se pensa a comprare l'indispensabile intanto. E poi anche nelle quantità, chiaramente. Cioè, si cerca di evitare di fare sprechi, insomma. Quindi una spesa più accurata? Sì, sicuramente. Si cerca sempre di risparmiare, di trovare i prezzi più convenienti. Quando le opportunità non ci sono, i supermercati ce ne sono abbastanza. Cerchiamo di dare un'occhiata anche ai prezzi, al volantino che ci danno e vedere di arrivare a fine mese. L'importante è prendere il necessario. L'opzionale ormai è diventato un lusso. Quello che è importante è il pane e la pasta. Cambia, inevitabilmente cambia, si cercano le offerte. A cosa si rinuncia maggiormente? Al superfluo. Quindi solo ai beni di prima necessità? I beni di prima necessità sono quelli che vanno acquistati, quello che riguarda i figli si cerca di scegliere la qualità migliore al prezzo migliore. Cambia in peggio, si compra il minimo indispensabile. Che cosa vuole? Le cose aumentano. E gli stipendi si abbassano, tutte le cose si abbassano e le cose aumentano. La benzina aumenta, tutte cose. Ma bisogna sapersi organizzare e sapere una buona e cercare di girare un po' e vedere un po' di risparmiare dove si deve, perché c'è crisi, perciò... Quindi magari prima comprava più cose, il suo carrello prima era più ricco. Sì. Ora cerchiamo di comprare ma quelle cose stretto necessario che serve e le compriamo anche a poco, invece di fare grande numero. Non c'è differenza perché comunque i prezzi su per giù sono sempre gli stessi, si compra quello che si comprava prima. Qualche rinuncia in particolare? No, perché già da prima ero abituata comunque a non esagerare nelle spese, diciamo così, superflue, per cui proprio per il cibo non cambia assolutamente nulla. Più che rinunciare, agli agrigentini sembrano sciogliere il dilemma cambiando, modificando, accontentandosi. Si cerca quindi una spesa magari più leggera, perché più leggero deve essere per forza di cose lo scontrino, cercando di non farsi mancare nulla o quasi.